che sbrisci sulla cascata. Sì, sì. Ma sei mostura è a cascata, amore. Adesso attraversiamo su se... Ma che bella caserina. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Val Zemmola. Siamo qui vicino alla diga del Vajont. La escursione di oggi andrà verso Casera Galvana. Il nostro punto di partenza è Casera Mela, che là raggiungeremo in macchina. Parcheggeremo lì, attenzione, il parcheggio è 3 euro tutto il giorno, c'è il ticket da prendere. La casera è questa. Adesso vi facciamo vedere come ci si arriva. Buona visione! Oggi è il 5 di maggio, scesi dall'auto, c'erano 12 gradi, quindi quasi primavera. Quasi caldo. Quasi caldo, quasi. Allora, qui in questo punto seguiamo subito qua, dopo essere partiti, il cartello qui a sinistra, Casera Galvana, CAI 908 da questa parte. Dopo pochi metri incrociamo subito qua Maiga Ferrera, ma noi proseguiamo dritti. La prima parte qua del sentiero è una semplice forestale e quindi è bello, è un riscaldamento, no? Prima della salita. E così prendi un po' confidenza col bosco, con la natura, visto che arriviamo dalle città. E se no l'impatto è Certo. Seguendo sempre i cartelli, vediamo qui che si gira a destra. Se lo faccio vedere più vicino che è distante. Come vedete, sentiero 908 giù di qua, perché ritorniamo dove c'è l'acqua. Adesso qui ci ricongiungiamo con la strada che poi faremo al ritorno e adesso vediamo dove andare. Qui si apre proprio la Val Zemmola, guardate che roba, col Duranno in sottofondo là nascosto tra le nuvole. Super. Eccoci. E vediamo già un problemino lì. Già è vero, tu hai le scarpe estive, hanno detto. Ah, vai con le scarpe estive. Porca trottola. Adesso C'è un pochino d'acqua. dobbiamo attraversare. Allora ho provato a cercare se c'è un punto dove attraversare e non c'è. Quindi qui ci togliamo le scarpe, passiamo e poi ci asciughiamo un attimo i piedi e ci rimettiamo le scarpe. È l'unica per avere meno danno. Vai Ge! Veloce! Posto? A posto? Ok, affrontato il torrente, già si sta ancora asciugando i piedi, io invece l'ho fatto un po' più veloce. Bisogna essere sempre pronti a tutto. Adesso c'è un gruppetto che sta passando, ma loro sicuramente hanno le scarpe adatte. Noi invece abbiamo scelto una scarpa estiva per essere più free. E adesso qua vediamo bene, arriviamo al cartello, noi seguiamo questo qua sotto verso Casera Galvana, invece dall'altra parte si può andare a Rifugio Maniago. Oggi è il 5 di maggio, aprile maggio, sì, e mi sembra sia il giorno di riapertura del rifugio. Chiamate e prenotate. Là in fondo vediamo il prossimo cartello, andiamo a vedere com'è il sentiero. Attraversare un altro torrente, amore, adesso siamo spacciati. No.
abbiamo trovato un posto qua, abbiamo saltato lì e quindi tutto a posto. Andiamo avanti per il nostro sentiero. Ok, un altro cartello e potrebbe essere che si va su di là bello dritto, quindi prendiamo i bastoncini, amore. Luteos! Qui vediamo subito una caratteristica dei sentieri in Friuli che vanno su belli dritti, guardate già come scala. Sentiero qui tipico del Friuli, la pendenza è disastrosa, quindi tira bene. Allora ho guardato nella cartina, il sentiero deve essere così fino quasi alla fine, quindi abbastanza dritto, quindi la direzione è questa, e bello pendente, sempre uguale. Poi quando ci sarà una curva, allora lì siamo più o meno arrivati. Dovrebbero essere, dal cartello che avete visto giù fino alla casera, dovrebbero essere 400 metri di dislivello, forse 4,50, 4,30, dopo guardiamo. E il sentiero così nel bosco è veramente bellissimo, c'è una pace. Poi tutte le persone che avevamo dietro prima, che erano una ventina, sono andate tutte al rifugio Maniago, quindi qui è una zona sempre un po' più tranquilla, un po' di nicchia, no? Sentierini che facciamo noi, no? Dove c'è nessuno. E ora da notare come va su, già dove è andata. A Boglia è così, che roba. Jess, aiuta! Ciao! Arriviamo qui in un bel passaggino, vediamo dove andare. Allora, qui vediamo un segno e ce n'è uno di là, qui dobbiamo attraversare ancora quel torrente, susse di là. Non è che ho fatto tempo, già è già passata. Adesso andrò in acqua. Vediamo. Hop, hop. Dai, vai, easy. Easy. La meraviglia qua del paesaggio. Cascatelle. C'è anche un mini cadino. Ah, lì, per rinfrescarsi d'estate. Sentiero. Infatti qua il sentiero, come vediamo, è sempre ben segnato sia lì che qua, si vede? Super. Qui c'è già fa fotina, vediamo una cascatina della neve. Chissà dove dovremmo andare? Di là no, moriamo. Non è sempre dritto. Hai già avventura. Notare, segna via quel puntino lì. Sì, Già è per sotto. Qua abbiamo passato il pezzo lì. Oh, la vedo! Qui troviamo dei segnetti. È là! E già vede a casera? Sì! Siamo arrivati. Insomma. Che bravi. Insomma. Dopo mi vedi il sentiero come lo più. Arriviamo, vediamo del segnetto rosso. E udite, udite, dei cartelli. Vedete? Sì. Adesso noi andiamo qua. Eccola! E quella là sopra, la vedete? Qua la casera Galvana a destra, e da dove arriviamo? Casera Meglia. Si può scendere e poi salire. Sembra facile, ma non è. In effetti, perché con me domando, sono un po' perplessa. Perché siamo venuti su per dopo tornare giù, per poi tornare su ancora? È montagna, Ah, ho capito. imbuttati che morbido, dopo te sbrisci sulla cascata. Sì, sì. Ah, sei mustura la cascata, amore. Visto? Adesso attraversiamo su se. Ma che bella caserina.
E come al solito inizio a filmare, già è già passata, non mi ha fatto vedere per dove passare, aiuto! Così impari a farli cadere nei burroni. Tutto verde qua. Dai che proviamo. Tac, posso scappare tranquillo, qua anche. Tac. Tronco no. Tronco no, facciamo così, diretto. Già mi dà suggerimenti, io non ascolto e si arrabbia. Ecco che arriviamo. Super arrivati alla casera Galvana. Ci siamo? Eccola qua. 1613. Vediamo quanto ci abbiamo messo. Siamo arrivati a casera Galvana. Hai fatto 500 metri di dislivello, ma perché ne abbiamo fatti una sessantina là all'inizio. Siamo saliti poi scesi e 4 km e mezzo, 2 ore giuste, e siamo a un'altitudine di 1628, qua dice 13, 1613, e il panorama è questo. Era qui una caratteristica della casera, è che ha una super vista. Era prima. Eccolo là, super vista sul Duranno, secondo monte più alto del Friuli, lo dico ogni volta, è l'unica roba che so. Andiamo a fare una super recensione di questa casera. Entriamo, eccoci, entriamo, abbiamo subito il caminetto, una finestra già aperta, un tavolino con scritto Galvana, Carino. qui ci sono delle panche e poi abbiamo una pala per la neve, poi pezzettini di legno, abbiamo un mobiletto ma dentro c'è delle carte, un sale e del magnesio. Poi qui c'è finestrella, oh, anche vista. Poi si va su per le scale, vediamo cosa c'è. C'è del buio secondo me. Si serve torcia, torcino. Ah, ok, allora qui c'è un soppalco per dormire, poi ho pulito anche. Allora, proviamo a vedere se ci sono tracce di topolini. No, sembra proprio di no. Il tetto mi sembra bello, messo bene. Qui abbiamo delle scope per tenere pulito, un seghettino. Vediamo di qua se si apre. Certo. Qui dovrebbe essere la legnaia e c'è un po' di legna. Vediamo se ci sono attrezzi, c'è un piccone. E un'accetta. C'è un po' sporchetto qua, però non male, è tenuta bene, dai. Per l'acqua avete visto che c'era il torrente che abbiamo passato proprio qua a pochi metri prima di arrivare, ma è un caso che ci sia acqua, solitamente è sempre asciutto, quindi attenzione, portatevi l'acqua, che c'è acqua solo col disgelo in primavera o se magari è appena piovuto. Adesso ci facciamo il pranzetto. Molto interessante anche la storia, le leggende che ci sono dietro a questa casera, che poi vi raccontiamo. Siamo pronti per il pranzo, sto facendo intanto un tè caldo per la Gè, io mi sto già preparando pronto il caffè da fare dopo, e oggi ci siamo portati via dei paninetti perché fino a ieri sera avevamo intenzione di fare un 1000 metri di dislivello e volevamo andare via leggeri, poi questa mattina abbiamo cambiato idea e siamo venuti qua, quindi la roba ce l'avevamo già pronta, quindi robetta un po' più leggera oggi. Comunque abbiamo anche dei biscottini per mangiare col caffè, un paio di barrette, di cracker, eccetera, basta. Il paninetto di oggi è zoccoletti integrali con Emmental,
zucchine e una maionese allo zenzero. Bravissimo. Hai indovinato? Super. Ah. Seguendo qua il sentiero, subito dopo la casera, vediamo un bel passaggino simpatico qua sul ghiaccio. Poi il sentiero continua e volendo si può arrivare al rifugio Maniago da qua, dandovene. Qui c'è anche un po' di acqua, che di solito non c'è mai. Il Durano oggi è sempre coperto da lì in su, quindi non vediamo la punta, però sappiamo che c'è. Arriva. Già mi prendi in giro? Abbiamo già pulito qua il tavolo, così lasciamo la gente che è arrivata. Ecco il caffè che arriva. Tac. Giusti che arrivano gli altri. Tac. E adesso prendiamo il Durano. Buon caffè. Ora volevamo raccontarvi un po' di qualche cenno della leggenda qua della Galvana. Praticamente nell'800 si narra che c'era questa Malgara, la Galvana, donna con i pantaloni. Era cosa rara per l'epoca, cioè nessuna donna aveva i pantaloni. E si diceva che lei odiasse gli uomini, probabilmente aveva passato qualcosa di molto brutto nella sua vita, quindi si era ritirata qua su con i suoi animali a fare la Malgara, aveva il suo cane e le sue bestie ed era anche famosa per scacciare gli uomini, nel senso che c'erano gli uomini che gli facevano la corte e lei diceva di no. E poi giù in paese dicevano di tutto, che era una strega, che faceva dei malefici, che aveva il potere di cambiare il meteo, insomma cose da caccia alle streghe, insomma. Infatti la strega Galvana. E potete immaginare poi ai tempi, già oggi una donna indipendente, andate in bar, andate nel bar del paese dove ci sono quelli sai che arrivano la mattina e restano lì fin sera, no? Ne ho presente. Sentire i discorsi, no? Che fanno, pensate al tempo, cosa possono aver montato su. Poi naturalmente questa è una leggenda, finché uno di questi che è stato rifiutato insieme a un amico è salito qui una notte e l'hanno uccisa. Questa è la leggenda, quindi si narra che il suo spirito sia ancora qui attorno. Ma anche il suo corpo? Però se venite qui ascoltate e sentite ancora le sue urla. Io direi che sotto nel box possiamo lasciare il link del video del nostro amico Leonardo che ha fatto su questo posto e ha messo come sottofondo una bellissima canzone popolare proprio dedicata alla Galvana che fa venire la pelle d'oca, bellissimo. Quindi vi metto Leonardo. il link di Leonardo qua sotto e vi consiglio di guardare per far venire la pelle d'oca. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, tutto chiuso. E adesso cominciamo la discesa pendente pian pianino. Sopra quasi c'era tempo da pioggia, qua è venuto fuori il sole, cioè tutta un'altra roba, che roba. Che robetta! Vero già? No. Pezzo godurioso anche. Ti faccio una foto, non ho mai visto il sole così. Vediamo della luce, quindi siamo sui sassi del torrente, anche dal rumore, quindi siamo arrivati giù. Adesso andiamo a guardare. L'idea sarebbe adesso quella di andare in cerca di una cascatella, ma non sappiamo bene dove sia, in cartina non abbiamo capito dov'è. Allora, il sentiero scende di qua, adesso non so se sta cascata sia lungo questo torrente qui o questo. Adesso proviamo ad andare restando di qua dell'acqua da questa parte. Allora, qui accanto abbiamo trovato una traccia che va di qua, adesso provo a dare un'occhiata da ste parti. Oh, l'abbiamo trovata! Oh! Fin qua si arriva. Senza bagnarsi. Wow! Sono tornato indietro a
prendere il jet, adesso ritorno alla cascata, quindi se poi guardate la traccia GPS l'ho fatta avanti e dietro 2 volte, ma se sapete guardare una traccia GPS non avete problemi. Comunque dal cartello saranno 2-3 minuti, quindi massimo 5 minuti andare, 5 tornare, un 10 minuti di divagazione potete farla. Comunque si vede il sentiero calpestato per terra, quindi basta seguire e arrivate alla cascata, bellissima. Poi in questa primavera che c'è un sacco di acqua è ancora più bella. Guardate, già è felice che non voleva neanche venire. Siamo riusciti ad arrivare sotto la cascata. C'è un pochino d'acqua. Super acqua. Possiamo andare probabilmente sotto. È assordante. Demo. Com'era ora là? È la cascatina. Ah, stupendo. E non vuoi neanche venire, vero? Lo so perché ero stanca. Però è proprio un minuto, dai. 3 minuti. Vabbè. Però così grossa e potente, mai vista. Che roba! Che roba, dovete seguire solo le nostre tracce GPS se volete vedere queste robe, perché non c'è in cartina. In esclusivo per in esclusiva per voi. Adesso torniamo là, guardiamo i vari torrenti. Beh, comunque qui siamo a metà strada per tornare indietro, che sembra di essere già arrivati, ma mia, vero? No. Però è una forestale dritta, insomma, quindi che poi faccio vedere che non facciamo la stessa strada che abbiamo fatto stamattina, ma facciamo l'altra. Già adesso vuole attraversare qua su quel tronco qui. Io ho detto di no, anche perché se cadi ti spacchi la testa, non solo bagnarsi. Cosa dici? Però siamo da seduti. Siamo in bagno in piedi piuttosto. Da seduti, vuoi sedere? Alla fine siamo passati per il tronco, non ho ripreso per ovvi motivi, che o riprendo o muoio. Cioè se riprendo muoio. E quindi adesso andiamo a attraversare l'ultimo guado. Siamo arrivati al bivio. Allora, siamo arrivati da qua, giù da qua stamattina, invece adesso prendiamo la strada e facciamo una specie di anello da qui fino a Casaramelia, e qua è tutta dritta, non c'è dislivello. Se fate l'altra strada sono altri 50 metri tra il su e il giù. Cos'è? Ma è un sasso? Parte. Sì, sembra una montagna. Allora, sassetto. Quindi adesso torniamo per di qua e facciamo una specie di anello qua basso. Sì, qui vediamo del dissesto idrogeologico e della fanghiglia. Guardate il torrente che però è bello. Che colore ha? Cosa? Che colore strano. Sì. Adesso abbiamo rovinato le scarpe per sempre. Qua continua il dissesto. L'albero è a fetta. Sì. Aiuto. Com'è? Allora. Come giocare a damaco. Scacco. Non so se si riesce a capire qua. Guardate i colori e tutte le fette. Wow. Allora, là sopra, adesso non è proprio sto pezzo qua, ma là sopra ci sono i famosi libri di San Daniele.
video in descrizione in alto qua, il link, c'è un altro video che abbiamo fatto noi, bellissimo, 1350 metri di dislivello positivo. Jenny era super, vero? No, super stanca. Ha detto sua escursione preferita di sempre. Anzi, oggi voleva tornare lì, ho detto ma no dai. No dai, che i camosci sono stanchi di vederti. È pieno di camoscetti su. Altri nostri video qua della Val Zemmola in descrizione, cliccate, vi guardate. C'è un casera mela con meno 17, zuppa di ceci, me lo ricordo ancora. Era meno 15. Vabbè. Caldo. Caldo. Quindi like, video, Mucca. commento, iscrivetevi se non vi siete iscritti. Attivate la campanella, La campanella è questa qua della tazza. Attivate la campanella. Attivate la tazza, così siete sempre... Seguiteci su Instagram. Seguiteci su Instagram, metto qua i nostri account. Fateci domande, suggerimenti, bonifici, tutto quello che volete. Tutto quello che volete. Ecco, siamo tornati al bivio di stamattina e siamo arrivati. 6 ore. Andata e ritorno, cibo e tutto. Quindi anche escursioni cascata totale. 11 km e rotti. 550 metri di dislivello positivo. Super escursione. Facile? Sì, un po' di dislivello, cioè allora, no, ho sbagliato. Aspetta. Il dislivello è tutti in un colpo e tutti insieme. Così. Quindi all'inizio dici yeah! Però alla casella è arrivata su una famiglia, aveva anche dei bambini piccoli. E No, si fa, basta avere un po' di lingua, insomma. Ma è pettina. Quindi il sentiero è proprio 50% difficoltà T turistica fino al primo guado e poi è escursionistica. Di esclamazione, dice, però. Però. Allora, volevo far vedere una cosa. Qui ci sono I camosci. i camoscettini, vedete qua. La cava buscata. Sì, che Le dove ci sono i libri. Ci sono i libri di Sadaniai che vi ho appena detto poco fa. Link dove volete. Ciao. Punti di interesse fauna, vedete tutti qua. Salute. Ciao. Prossima escursione. Ciao. Ciao.